Una volta asciutta bene la nostra mano di Racing One, cioè la seconda mano di Racing One, ripetiamo la carteggiatura bella leggera e curiamo bene i dettagli, sempre con la nostra diamantata 200. Spolverato bene, il mio consiglio è di usare PolyDN Gel. Perché? Perché ci fa sia da otturatori che va a uniformare la superficie. Quindi una mano di PolyDN Gel, dopo un paio d'ore è già asciutto e possiamo mettere su PolyDN a rullo. Vi ricordo che il nostro PolyDN è colorabile, quindi potete anche mettere dentro il colorante e farlo di tinta unita. Se c'è, per dire, qualche spatolata eccetera eccetera non vi piace, lo potete rendere tinta unita, potete mettere dentro il colorante. Adesso applichiamo su PolyDN Gel con Alma, perché Alma non lascia segni neri, quindi molto fondamentale questa spatola qua. Io uso Alma da 28. Andiamo a preparare il nostro PolyDN. Versiamo dentro 1 chilo. Girare bene il componente A, perché le resine più leggere vengono a galla, quelle più pesanti vanno in fondo, quindi girate bene il componente A, dopodiché lo versate nella vostra lattina che andate ad utilizzare e siamo pronti per utilizzare il componente B. 20%, quindi mettiamo 200 grammi, se fa caldo possiamo mettere un attimino in meno e misceliamo bene i due componenti.